Il Sinagra di mister Bonfiglio, dopo l'affermazione per 4-0 in casa della Folgore Milazzo, affronta il Torregrotta di mister Aragona Zeppo, disqualificati e reduce dalla sconfitta per 1-0 in casa contro il Lipari. Arbitra la partita il signor Gabriele Quartuccio e la sezione di Palermo in maglia rosso-blu si presenta il Torregrotta in maglia bianca e inserti giallorossi invece. I padroni di casa del Sinagra, tutto pronto grazie alle immagini a cura di Francesco Morabito. Il film del primo tempo al terzo minuto, Abate mette il pallone al centro, svetta Paone che però non inquadra lo specchio della porta. Al 10 Giovanni Natalotto per De Gregorio, calcia anche lui di prima intenzione, Maceri in uscita. 16esimo Abate, calcio di punizione, il pallone finisce per la rosa, sfiora il suo colpo di testa allo specchio. Al 22esimo calcio di punizione di Alessandro Natalotto, Maceri ci deve mettere una pezza. Minuto 28, ancora un calcio di punizione, stavolta affidato a De Gregorio come prima. Maceri è bravo, poi chiude la difesa del Torregrotta. 37esimo un tentativo del Sinagra, è insidioso da parte di Radici, Maceri in calcio d'angolo con un bel balzo. 38esimo dal corner che ne segue, stacco di testa di De Gregorio e pallone che finisce in fondo al sacco. Stavolta Maceri non può nulla, è 1-0 del Sinagra che sblocca il risultato quando siamo nel finale di frazione. Ultima chance affidata alla punizione di Alessandro Natalotto, colpisce la traversa poi sul proseguo dell'azione. Fogliani impegna Maceri in calcio d'angolo, termina così il primo tempo. 1-0 tra Sinagra e Torregrotta in questa settima giornata del campionato di prima categoria. Decide l'inzuccata di De Gregorio al 38esimo, entra Mondo, esce Previdi. 50esimo Radici vince il rimpallo, mette dentro ma Alessandro Natalotto clamorosamente non raddoppia. 56esimo calcio d'angolo, è un déjà vu rispetto al primo tempo, colpo di testa di De Gregorio, Maceri stavolta vola e para. 64esimo Natalotto in pressing, si riprende la sfera e si lancia verso Maceri. Natalotto ha tanto spazio, guarda a sinistra per l'arrivo del compagno, lo serve adesso, arriva il miracolo da parte di Alessandro Maceri che nega il 2-0 così su De Gregorio. 70esimo calcio di punizione per il Torregrotta, viene appoggiata la sfera alla rosa che fa partire questo mancino centrale per il portiere che respinge. 75esimo protesta il Torregrotta per un possibile fallo su Marchese in area di rigore, questo l'intervento e questo invece il nostro rallenti per le vostre valutazioni. Passiamo fino al minuto 78, c'è un lancio per Radici, il Sinagra attacca in area di rigore, ancora Radici prende la mira, la mette sul palo più lontano, arriva il 2-0 del Sinagra e poco dopo arriverà anche l'espulsione per mister Aragona. Proprio oggi rientrato dalla squalifica dovrà scontarne un'altra per questo cartellino rosso sventolato dal direttore di gara. È Scienzana dentro Arnaud. 85esimo lancio di Leone per De Gregorio, a tu per tu con Maceri, va De Gregorio, Maceri non si fa impressionare stavolta e mette in calcio d'angolo. 90esimo rimessa laterale, la sponda di destra e per la Spada che prova in area di rigore a coordinarsi per il mancino alto sopra la traversa. Finisce così il match al miglio di Ficarra, vince per 2-0 il Sinagra contro il Torregrotta, alla sesta sconfitta in questa stagione. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima.